ufficiali di gara del match. Dirige la gara il primo arbitro, il signor Antonio Albano, supportato dal secondo arbitro, il signor Giosuè Benjamin. Con il numero 2 Simone Leone, con il numero 7 Davide Zanata, con il numero 8 Mattia Buratto, con il numero 9 Alessandro Moro, con il numero 10 Tommaso Buosi, con il numero 14 Mattia Floriani e con il numero 15 Tommaso Vittoria. È tutto pronto per iniziare questo match. La palla va alla VT Fulham Project. Fornasiello.
Alessandro. Fulham Project al servizio con Floriano. Polo al servizio. Zanatta. Non passa. Dell'1, ancora punto, Football Project. Zanatta al servizio.
infrazione rete, allora punto quindi, Putin Fulham. Moro al servizio. Assegno con Matteo Polo. Conferrari al servizio. La FIBA ringrazia tutto il criminale. Putin Fulham Project. Bosi. Bosi. Si entra in campo sul 14-11 del Putin Fulham Project che manda ai 9 metri Tommaso Bosi.
Zanatta.
Sostituzione di Adele Moretti Belluno, entra con il numero 8 Samuel Fornasier. Ma prima c'è il time out richiesto dalla Multi Project. In campo in questo finale di set. Al servizio per la DNL Moretti Belluno c'è col numero 7 Alessio Polverai.
Possiamo quindi iniziare a giocare questo set. Palla nelle mani della DRL Volley Belluno. Ancora Alessandro Moro alla battuta. Infrazione di seconda linea, punto quindi alla DRL Volley Team. Alla battuta, Nicolini. Ed è proprio lui che si porta il servizio. Solferai il servizio. Segno.
infrazione rete. Iarella non mette in segno. Polo al servizio. Ancora il servizio, ma prima c'è il time out richiesto dal direttore team dell'Unione. Si ferma sul nastro ovviamente la palla. Daniel il servizio. Palla quindi alla Buti Furlan. Alla battuta con Buratto. Trova il punto, ancora il servizio con Buratto. Si ferma sul nastro questa volta la palla di Sanola, punto quindi a vedere. Fistarol. Alessandro Moro. Ultimo tempo di Gonzalai. Manda ai 9 metri Nicolini.
Florian. Time out richiesto dalla DR Valentin. La palla è nelle mani di Florian.
Vidoia. Al servizio Polo. Ed è proprio lui che si porta nel servizio. Primo tempo di vincente Vianelle. Parizzi. Al servizio, punto di Vianelle. Pistolone. E ancora out. Moro al servizio. Si ferma sul nastro. Punto quindi alla DRL. Nicolini. Infrazione rete, punto ancora Vianelle. Nicolini.
È tutto pronto quindi per iniziare questo set. Gli ultimi controlli di dito e poi possiamo iniziare a giocare. Palla nelle mani della Multi-Fullan Project, al servizio con Moro. Salta conquista dal punto Nicolini sulle mani della Multi-Fullan.
Vupi, Florian. Belluno ed è proprio lui che si porta il servizio. Al servizio Bidoia, il servizio della Putin.
Ricordiamo che ci saranno le premiazioni subito a seguire e poi scenderanno in campo le squadre per giocare la finale primo e secondo posto, che si giocherà tra Valentina e Montevolti proprio qui. Ed è out da parte di Adele, time out richiesto questa volta da Belluri. Buratto alla battuta. Attacco a segno. Colta. Pista rolla. Terminato la palla, quindi il punto finisce nelle mani della BRL con le team Belluro. Pista rolla.
Sostituzione per la Butti. Con il numero 8 esce Mattia Buracco e con il numero 12 entra con un applauso Ray Campagnolo. È proprio il giocatore numero 22 Lorenzo Fistarolo che si porta al servizio. Conquistando questo importante punto. Moro. Ancora punto. Time out richiesto dalla DRL Valentina Belluno.
Si riparte al servizio per la V di Tommaso Bosi, ma prima c'è una richiesta di chiarimento. Si riparte. Sostituzione PNL con il numero 7 esce Alessio Colferari e con il numero 12 con un applauso entra Nicolò Mattiuzzi. 24 a 20 PNL. Al servizio Floriano, ma prima c'è una sostituzione, chiude il cambio Coach K e rientra con il numero 8 Mattia Buratto.
46 di gioco. Mono al servizio. Vincente della DRL De Vranis. Ed è proprio De Vranis al servizio. Bidonia. Ed è out.
conferma sul nastro della rete della battuta della Multi Fulham Project. Sulla seconda linea. Richiesta di chiarimento.
Sanatta. Al servizio Parizzi. Infrazione a rete della VT sulla Project, punto, quindi alla DRL Nicolini.
tempo 22-17. Al servizio Nicolini. Terzo posto va qui a Woody Furlan Project.
consecutive di finali e abbiamo aperto un mese fa circa, più o meno con i vostri colleghi della 15. Un in bocca al lupo a Saldonà per lo spareggio di domenica prossima a Padova, non so l'avversario, ma so che sarà a Padova domenica prossima, e un in bocca al lupo a Belluno nel proseguo del loro campionato di serie. Continuiamo con il protocollo, vai Claudio. Grazie al Presidente Michele Conti, quindi è tempo di passare alla premiazione della squadra quarta classificata al campionato Under 17 maschile. Il Presidente Michele Conti consegna al capitano della squadra la coppa. Facciamo un applauso alla DRL Valentin Belluno. Prima di passare alla premiazione della squadra terza classificata che parteciperà allo spareggio il 26 febbraio 2023 con la quarta di Vicenza Verona, ringraziamo gli ufficiali di gara che hanno collaborato alla manifestazione dirigendo le gare in programma oggi. Consegniamo un piccolo riconoscimento. Il Presidente Michele Conti insieme all'ufficiale di gara nazionale Federica Davanzo premiano e ringraziano Antonio Albano. Giosuè Bergamini invece supporterà nella prossima gara il primo anno. Diamo ora un riconoscimento agli allenatori delle squadre che sono arrivate fin qui. Chiederei un grande applauso per Alberto Pavei della DRL Valentin Belluno e Fabiani Nadale, detto K della WP Fulham Project. Ed è il momento quindi di proclamare la squadra terza classificata nell'edizione 2023 della Under 17 interprovinciale che accede alla fase regionale. Il Presidente Michele Conti premia e chiederei un grande applauso per la WP Fulham Project. Complimenti alla WP Fulham Project, ringraziamo entrambe le squadre per aver giocato questa finale e per essere stati con noi quest'oggi. Lasciamo posto quindi alle squadre che giocano